Buongiorno e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. A Birgi arrivano i Top Gun degli F-35 pronti a prepararsi per entrare in azione. A Trapani c'è preoccupazione per le possibili ricadute sul traffico aereo dello scalo civile. Spiazzati i cittadini. A Catania ad Agrigento, arresti e sequestri durante le operazioni interforze alto impatto contro la criminalità giovanile. Sempre a Catania un anziano smaschera un truffatore che voleva estorcergli denaro e lo fa arrestare. Niente abiti succinti e scollature quando si è in servizio. L'ospedale civico di Palermo prima richiama il personale e subito dopo ritira la circolare, ma la nota della direzione suscita polemiche. Termovalorizzatori, Schifani annuncia, il 22 settembre firmeremo i contratti, alla fine del 2026 potranno iniziare i lavori, la cui conclusione è prevista per il 2028. Contro l'abbandono dei rifiuti e le discariche a cielo aperto, il comune di Catania mette in campo le isole ecologiche itineranti. Siamo saliti a bordo della Mimbelli, la nave scuola della Marina Militare che forma i futuri ufficiali, tra l'equipaggio anche tanti siciliani. Calcio, prima trasferta con novità e informazione nel Palermo che domani sfiderà il Sud Tirol, la squadra di Inzaghi va a caccia di punti pesanti. Il Catania in cerca di continuità, domani i rossazzurri dopo 3 vittorie consecutive andranno in trasferta a Cosenza, il Trapani ospiterà la Casertana, oggi pomeriggio il Siracusa contro il Benevento per cancellare lo 0 in classifica. Ancora buongiorno, in apertura del nostro telegiornale parliamo della notizia dell'arrivo dei jet F-35 a Trapani, una notizia che sorprende e preoccupa il territorio, c'è paura soprattutto per le possibili ricadute sul traffico aereo dello scalo civile. Il servizio di Laura Spanò. Per Trapani è la notizia del giorno, mancava solo l'attestazione messa nera su bianco. A Birgi arriveranno i Top Gun degli F-35 pronti a prepararsi ad entrare in azione. L'aeroporto, da sempre una delle basi principali della NATO e dell'Alleanza Occidentale, sarà il gemello di una base che esiste già negli USA in Arizona. Grande preoccupazione da parte del sindaco Giacomo Tranchida. La Sicilia e la provincia di Trapani è forte Apache sul Mediterraneo? Questo è quello che si paventa. Si sta lavorando per potenziare i presidi militari, ma che lavoro si sta facendo per invece tentare di smussare gli angoli e svolgere una funzione che guarda alla pace e alla cooperazione? Il presidente di Erges, Salvatore Ombra, sembra convinto che il polo di addestramento militare non avrà conseguenze sullo scalo civile del Vincenzo Florio. Di contrario avviso il deputato regionale Dem Dario Safina. Soprattutto perché sull'aeroporto di Birgi la regione siciliana e i territori della provincia di Trapani hanno investito milioni di euro per far sì che questo aeroporto potesse divenire un fattore di sviluppo determinante del nostro territorio. Quale potrebbe essere lo scenario che si prospetta? Sicuramente l'innalzamento dei servizi di sorveglianza. Trapani diventerà una zona rossa, se non proprio così poco ci mancherà. Sorridono invece gli operatori dell'accoglienza per i nuovi arrivi. Molte persone saranno di stanza sul nostro territorio, generando sicuramente un interesse anche sul comparto turistico. Tanto le tratte civili avranno necessità di essere rinforzate perché oltre alle tratte nazionali incrementate le tratte di collegamento fra lo scalo di Trapani e gli altri scali. E dopo tanti rinvii sta per partire finalmente da Augusta la Global Sumud Flottiglia, la missione umanitaria che si unirà alle imbarcazioni già ferme in Tunisia per portare aiuti alla popolazione di Gaza. La partenza è più volte slittata, ultimamente a causa delle condizioni meteo e di alcuni guasti tecnici, ma alla fine anche le ultime pratiche sono state completate. Gli equipaggi composti da attivisti ed esponenti politici sono già a bordo delle imbarcazioni. Nei giorni scorsi 2 navi della flottiglia in rada a Tunisi sono stati oggetto di attacchi con i droni. Adesso parliamo di sicurezza con la maxi operazione contro la criminalità giovanile alto impatto in tutta Italia, coinvolte anche Catania e Agrigento. Sentiamo il servizio.
È una fotografia chiara e preoccupante quella scattata dalla Polizia di Stato con l'operazione Alto Impatto condotta su scala nazionale. 20 giorni di controlli mirati, arresti, perquisizioni, sequestri per contrastare una criminalità giovanile sempre più diffusa, organizzata e spesso connessa al mondo digitale. In tutto il paese sono 283 i maggiorenni arrestati, 22 i minorenni fermati, sequestrati 19 kg di cocaina, 79 di marijuana, 38 armi da fuoco, oltre 62.000 le persone controllate, più di 11.000 i minorenni. A Catania 2 giovani arrestati, un minorenne collocato in comunità, controlli nelle strade, nelle piazze, nei luoghi di aggregazione dei giovani, perquisizioni a sorpresa in alcune abitazioni e in strada, da San Cristoforo alla Civita fino a San Giorgio. Sequestrati marijuana, hashish e olio di THC, ovvero un prodotto sempre più diffuso dal potente effetto drogante. Si indaga anche per furti, lesioni e spaccio. Nel mirino degli investigatori anche i social network, spesso usati per ostentare violenza e denaro facile, un canale pericoloso di emulazione che porta molti ragazzi al primo gradino della criminalità, anche organizzata. Ad Agrigento, Trapani, Caltanissetta, Gela, perquisizioni nei luoghi della movida, sale gioco, locali, stabilimenti balneari, denunce e sequestri di droga. A Gela arrestati 2 minorenni per rapina e detenzione di armi in concorso. È morto Francesco Pantano, un ragazzino di 13 anni vittima di un incidente in monopattino giovedì sera nel rione Giostra a Messina, dopo 2 giorni nel reparto di terapia intensiva pediatrica del Policlinico, dove era stato ricoverato in condizioni disperate. Il cuore del ragazzino stamani ha smesso di battere. Sangue freddo e prontezza di spirito. A Catania un 74enne ha sventato una truffa e ha fatto arrestare un 43enne che voleva truffarlo, spacciandosi per un uomo delle forze dell'ordine. Il servizio di Eva Spampinato. Tentano di truffarlo con la solita inquietante messa in scena, telefonata trappola, finto incidente, figlio nei guai, soldi per risolvere tutto e pagare una cauzione che in Italia non è nemmeno contemplata dalla legge. Ma lui, un anziano di 74 anni, capisce subito il trucco e ribalta la storia. È successo a Catania, un truffatore si finge un uomo delle forze dell'ordine e contatta telefonicamente un anziano dicendo che il figlio aveva investito una donna portata in ospedale in gravi condizioni. Il 74enne capisce subito che potrebbe essere una truffa e mentre intrattiene al telefono il finto poliziotto, con l'aiuto di un parente chiama la polizia, quella vera. Gli agenti della questura di Catania raggiungono l'abitazione dell'anziano e fanno scattare la controtrappola. Circondano l'abitazione e le vie adiacenti con volanti e uomini in borghese. Il finto agente chiede una cauzione di 7.500 euro per ottenere il rilascio immediato del figlio. L'anziano sta al gioco e dice di avere solo 4.000 euro in contanti, il resto in oro. Intanto i poliziotti in borghese si appostano in vari punti. Da lì a poco arriva un'auto con il delegato del truffatore, un 43enne catanese, che sale in casa dove trova l'anziano, la busta con i soldi, ma anche gli agenti della questura di Catania, che lo arrestano per tentata truffa aggravata. L'uomo, che aveva già altri precedenti, è finito ai domiciliari e sono in corso accertamenti per l'identificazione di eventuali complici. Niente scollature e abiti succinti. La circolare di un dirigente dell'ospedale civico di Palermo per qualche ora agita i dipendenti dell'azienda. La nota viene però qualche ora dopo prontamente annullata dai vertici amministrativi dello stesso ospedale. Ma è polemica. Il servizio di Marco Gullà. Non sono appropriati abiti succinti o eccessivamente informali, scollature marcate, spalle scoperte, abiti trasparenti o abbigliamento che possa risultare inadeguato al decoro dell'ufficio. Questo è il contenuto di una circolare inviata dal direttore del Dipartimento Amministrativo dell'Ospedale Civico di Palermo a tutto il personale, che ha generato ovviamente imbarazzo tra i vertici del nosocomio, che nel giro di poche ore hanno deciso di ritirare in autotutela la nota con cui i dipendenti venivano richiamati all'ordine. Per rimediare all'iniziativa del dirigente Vincenzo Spera, il direttore generale sanitario e amministrativo, rispettivamente Walter Messina, Domenico Cipolla e Vincenzo Barone, hanno annullato la nota, spiegando al personale amministrativo di non tenerne conto e sottolineando che la nota non è condivisa nei suoi contenuti, non autorizzata dalla rappresentante legale, non soggetta alla direzione amministrativa e neppure sottoposta a nostra preventiva visione. I vertici del civico, contattati da noi telefonicamente, spiegano che questa circolare non è stata condivisa. Inoltre, l'amministrazione stigmatizza qualunque forma di violenza o pregiudizio sessista contro le donne lavoratrici.
Con un videomessaggio registrato in Vaticano, Papa Leone XIV è intervenuto ieri durante la presentazione a Lampedusa della candidatura a patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO del progetto Gesti di accoglienza. Il Papa ha annunciato una sua visita nell'isola tra poco. Ascoltiamo. Cari fratelli e sorelle riuniti a Lampedusa, Osha, il soffio, il respiro, questo vi augurate salutandovi nel vostro dialetto. E così vi salutò nel 2013 il nostro amato Papa Francesco quando venne tra voi. Fu il suo primo viaggio. E così nel salutarci oggi a distanza, ma spero presto in presenza di persona, come credenti noi invochiamo gli uni per gli altri lo Spirito Santo. La posizione geografica di Lampedusa e Linosa, infatti, da sempre fa di voi una porta d'Europa. Negli ultimi decenni ciò ha richiesto alla vostra comunità un enorme impegno di accoglienza e un patrimonio immateriale ma reale. Il mio grazie, che è il grazie di tutta la Chiesa. E dopo il Papa adesso parliamo invece dei termovalorizzatori. C'è la firma del contratto per i due impianti di Palermo e Catania. Sarà una svolta storica, dice il Presidente della Regione, che promette che non si farà fermare dalle forze che operano per bloccarne la costruzione. Il servizio di Manlio Viola. Sarà firmato il prossimo 22 settembre a Palazzo d'Orleani il contratto per la progettazione dei due termovalorizzatori siciliani a Palermo e Catania. Dopo l'assegnazione della gara da parte di Invitalia arriva dunque la data precisa per la firma e con essa si rispetta il cronoprogramma che prevede l'avvio dei lavori entro la fine del 2026. Dalla firma del contratto ci saranno 5 mesi per la consegna della progettazione e dello studio di fattibilità, poi partirà la gara per la costruzione vera e propria degli impianti ed entro la fine del 2026 dovranno iniziare i lavori veri e propri che dovranno concludersi nel 2028. I termovalorizzatori permetteranno di risparmiare 100 milioni l'anno evitando di spedire i rifiuti all'estero. La loro realizzazione non si fermerà neanche di fronte alle forze che tentano di bloccarla, promette Schifani. Siamo davanti a una svolta storica, a un obiettivo che per anni, dico per anni, è sembrato irraggiungibile. Ormai ci siamo. La Sicilia cambia davvero passo e insieme andiamo avanti. E non ci fermeremo, anche se ci sono forze e apparati ostili che dicono sempre no allo sviluppo della nostra terra. Andremo avanti. Intanto ieri sera a Roma il Presidente della Regione ha ricevuto da Assoambiente il premio PIMBI 2025 proprio per i termovalorizzatori che si stanno realizzando in Sicilia. I rifiuti attualmente restano pur sempre un problema. A Catania isole ecologiche itineranti con l'obiettivo di combattere l'abbandono indiscriminato della spazzatura. In mattinata la tappa a San Giorgio. Vediamo com'è andata nel servizio di Tonino De Mana. È una lotta senza quartiere con gli sforzi dell'amministrazione comunale di Catania che si scontrano contro sacche di inciviltà, purtroppo frequenti, in alcune zone come Picanello, Fondo Romeo, Montepo, Librino e San Giorgio. Ed in piazza Sapienza, proprio a San Giorgio, per combattere l'abbandono indiscriminato dei rifiuti, è stata allestita un'isola ecologica itinerante. Colto subito l'occasione perché bisogna avere questa sensibilità, cioè la città è troppo sporca, troppo, c'è inciviltà. Cosa costa? Noi facciamo l'indifferenziata, quindi mettiamo i nostri sacchettini, le cose, però molti non vedo che non lo fanno. L'obiettivo è rendere la città più pulita, come ribadisce l'assessore all'ecologia Pesce. Questa è un'isola ecologica itinerante, noi mettiamo in campo tante iniziative proprio per questo, per incentivare questi comportamenti virtuosi, per promuovere appunto la sostenibilità dell'ambiente e soprattutto per contrastare l'illecito abbandono dei rifiuti per strade. Ma c'è ancora chi si ostina a scambiare la strada, in questo caso via Calliope, in una discarica. Questa volta però è andata male ad un 37enne di Mister Bianco sorpreso dalla polizia locale mentre gettava sacchi pieni di immondizia. L'uomo è risultato privo di patente mai conseguita, senza copertura assicurativa e senza revisione del veicolo. Al trasgressore, oltre al sequestro del mezzo, sono stati elevati verbali per complessivi 10.500 euro.
Fino a qualche giorno fa la nave Mimbelli della Marina Militare ha fatto sosta in Sicilia, nel porto di Siracusa, prima di rientrare a Taranto. Siamo stati a bordo, dove abbiamo incontrato alcuni giovani siciliani che stanno frequentando il corso di allievi marescialli. Il servizio di Francesco Aloi. Essere a bordo di questa nave per me, come per gli altri, credo sia un onore, visto che ci stanno permettendo di svolgere quello che sarà un giorno il nostro lavoro. Clarissa ha 21 anni, catanese, è tra i siciliani a bordo della nave Mimbelli della Marina Militare. Durante la sosta a Siracusa ne ha approfittato per salutare la famiglia. E quindi poter salutare i nostri parenti dopo un lungo periodo in mare comunque. Un piccolo momento di pausa, quindi, prima di ripartire verso Taranto, destinazione finale della campagna estiva del corso allievi marescialli. È stato sicuramente un anno impegnativo, diverso dalla quotidianità di cui ero abituato, nella mia città, Messina. Per me la Marina Militare è la forza armata più bella, più dinamica, ti offre un sacco di sfide. In 153, tutti giovanissimi della scuola di Taranto erano salpati a fine luglio. Un viaggio nel Mediterraneo lungo quasi 2 mesi. Abbiamo visitato la Grecia, la Turchia, Cipro, l'Egitto e il Montenegro. Durante la navigazione è vietato l'uso del cellulare. Lontano da ogni distrazione, quindi, si instaura un clima molto sereno. Di famiglia. C'è un'attività che scorre 24 ore su 24 con turni di guardia. Durante i turni di guardia gli allievi, così come l'equipaggio, si avvicendano nei vari servizi. Ma oltre alla formazione, la nave è sempre operativa. Con l'operazione Mediterraneo Sicuro contribuisce alla sicurezza del nostro paese. Adesso cambiamo decisamente argomento, parliamo di libri perché è stato presentato a Catania il libro di Gaetano Calabrese dal titolo L'archivio di Claudio Majorana, un'opera che intreccia ricerche scientifiche, sensibilità artistica. Il servizio di Desiree Ferlito. Un viaggio nella memoria collettiva tra fotografie, storie e identità. È stato presentato davanti a un pubblico attento e partecipe il libro di Gaetano Calabrese L'archivio di Claudio Majorana, un'opera che intreccia ricerca storica e sensibilità artistica. Io seguivo molto mio padre, tant'è che delle foto che ci sono sotto io sono riuscito a individuare tanti di questi personaggi, compreso Mattarella padre, Bernardo. Poi la scelta mia cade sulla medicina e così. Il volume raccoglie e descrive l'archivio personale di Claudio Majorana, figura centrale nella politica siciliana del dopoguerra, una famiglia che ha attraversato la storia d'Italia, dal Risorgimento sino al dopoguerra. I Majorana sono stati una dinastia politico-intellettuale che ha stupito generazioni di italiani. Liberale moderato, convinto che la modernizzazione e l'industrializzazione responsabile fossero l'obiettivo principale per accelerare la ripresa economica dopo il conflitto. È lui che ha immaginato, assieme ad altri, lo sventramento di San Berillo Vecchio, è lui che si è battuto per la modernizzazione della rete ferroviaria, è lui che ha patrocinato la istituzione assieme ad altri docenti della facoltà di ingegneria, della facoltà di agraria. L'archivio di Claudio Majorana si configura così come un testo prezioso, capace di coniugare il rigore scientifico e narrazione poetica, arricchendo il panorama delle pubblicazioni dedicate alla memoria siciliana. E adesso ci fermiamo, una piccola pausa, al rientro un'ampia pagina di calcio. Ancora ben trovati nella seconda parte del nostro telegiornale. Apriamo la pagina del calcio, cominciamo con il Palermo che domani tornerà in campo contro il Sud Tirol alla ricerca di punti pesanti. Inzaghi in sala stampa dice ci saranno novità in formazione. Il servizio di Marco Gullà. Pieno di benzina e pronto immediatamente a ripartire, il Palermo domani al Druso contro il Sud Tirol va alla ricerca della continuità, tanto invocata dal tecnico Pippo Inzaghi. Il tecnico rosanero in sala stampa ha annunciato che ci saranno diversi cambi di formazione in questo ciclo di partite ravvicinate e giocheranno tutti, puntando sulla forza e la profondità dell'intera rosa. Dopo 3 partite fatte bene dobbiamo dare continuità, la sosta è arrivata penso nel momento giusto, avevamo bisogno di lavorare ancora per mettere benzina nelle gambe soprattutto a chi è arrivato dopo e poi
Ma lui non dovrà cambiare lo spartito, nel senso potranno cambiare i giocatori, come ho già detto ai ragazzi, andremo a giocare 6 partite in 20 giorni. Abbiamo una rosa di 19 giocatori, per cui sapete benissimo che con 19 giocatori ogni 3 giorni ne dovrò cambiare 5 o 6. Cambi già a partire da domani. Palumbo verso una maglia da titolare giocherà sulla tre quarti assieme a Brunori alle spalle di Poyampalo. Possibile panchina per Gyasi, fino adesso sempre titolare. In difesa ballottaggio Peda di Achite. Trasferta vietata, tifosi del Palermo residenti in Sicilia, decisione che ha riscosso polemiche e delusione da parte dei tanti sostenitori che avevano già acquistato il biglietto. Adesso la Serie C, domani a Cosenza trasferta insidiosa per il Catania. I rossazzurri hanno voglia di allungare la striscia di risultati positivi e di restare in vetta alla classifica. Il servizio di Francesco Triolo. È la partita che può pesare le reali ambizioni del Catania e quanto fatto sinora nelle prime 3 partite. 3 vittorie, 2 nette, una quella di Cava di grande carattere che hanno portato i rossazzurri al primo posto in classifica. La trasferta di domani a Cosenza arriva nel momento in cui la squadra di Toscana ha già buttato giù la maschera contro un avversario che non attraversa certo un periodo facile o felice. La retrocessione, la crisi societaria con la nomina del nuovo DG proprio nelle ultime ore, la contestazione dell'ambiente sono tutti elementi che stanno segnando questo avvio del campionato dei lupi, ma Toscano invita a non fidarsi. Tenne alte, io non ci credo a problematiche. È normale che un club che viene da una retrocessione si porta dietro delle situazioni che deve risolvere, ma tutte queste difficoltà, queste cose ci credo poco. Noi dobbiamo essere concentrati sui 90 minuti sul rettangolo di gioco. Buscè deve rinunciare ancora allo squalificato Garritano, assente anche Kufarlidis. Il tecnico rispetto al match col Crotone dovrebbe confermare la difesa a 4 e operare un'unica variazione, lanciando dal primo minuto Belgeldo nel ruolo di Melzara al posto di Quan. Sulla tre quarti Cannavò e Florenzi dovrebbero agire alle spalle di Mazzocchi. Toscani invece dovrebbe dare continuità alla formazione che bene ha fatto ultimamente con la conferma di Pieraccini a sinistra al posto di Celli, con Jimenez davanti a Ciccerelli. Dietro forte non ci sarà Caturano, ma torna tra i convocati di Tacchio. È una grande notizia che Ciccio si è allenato con la squadra senza avere alcun problema e a vederlo in faccia e negli occhi la sua felicità di essere tornato in gruppo, perché è stato in un momento dove si prevedeva un lungo stop perché doveva andare a sottoporsi a un intervento chirurgico, ad oggi ad essere a disposizione della squadra. Questa è una grande notizia. Gara vietata ai tifosi rossazzurri, diretta in TV, in chiaro e in esclusiva su Telecolor. Il calcio d'inizio è alle 15, diretta stadio vi porterà al San Vito Marulla già un'ora prima. Impegni casalinghi invece per le altre siciliane di Serie C. Il Siracusa ospiterà oggi pomeriggio il Benevento, il Trapani riceverà domani al Provinciale la Casertana. Il servizio di Sergio Colosi. Gaetano Auteri, siracusano di Floridia, seppur squalificato, torna ad avversario nella sua città e al Nicola De Simone, dove è stato protagonista sia da calciatore che da tecnico. A Marcordo intenso ma breve, perché Siracusa-Benevento è quasi un crocevia. Azzurri alla disperata ricerca del primo punto in Serie C, in una corsa ad ostacoli, oggi Campani, sabato prossimo a Crotone. La missione è sbloccare lo 0 in classifica. Vigilia agitata per il Benevento, sconfitto a Casarano e con Auteri già in discussione. Partita difficile ma non impossibile per gli azzurri. Novità in formazione soprattutto a centrocampo con il possibile esordio di Damian e in attacco con la convocazione di Parigini e Capagni ancora titolare, infortunati Frisenna e Molina. Abbiamo lasciato per strada punti, forse in maniera immeritata come la settimana precedente, ma questo ci deve essere da grande stimolo e penso che i miei ragazzi l'abbiano recepito sin da subito, hanno fatto sicuramente una buona settimana. Ci manca ancora qualcosa, purtroppo qualche calciatore per noi importante si è fermato durante la settimana. Siamo un po' indietro dal punto di vista fisico, ma miglioriamo di giorno in giorno. Avversario campano anche per il Trapani, che domani pomeriggio ospita al Provinciale la Casertana degli ex Toscano e Liotti. I granati inseguono la terza vittoria di fila e una continuità che fa rima con imbattibilità. Numeri e rendimento di una squadra matura, pronta a cancellare la penalizzazione e ripartire con vista sull'obiettivo stagionale dei play-off. Problema a sinistra per l'infortunio di Pirrello e la squalifica di Giron, possibile arretramento di Benedetti. Questa era l'ultima notizia, il nostro telegiornale finisce qui. Vi ricordo che l'informazione su Antenna Sicilia ritornerà questa sera alle 20. Allora, grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata a tutti.